Nato circa 10 anni fa, il consorzio Arsenal.it è lo strumento delle aziende sanitarie venete per uniformare e rendere reciprocamente utilizzabili i rispettivi archivi digitali. L'80% delle persone che ci lavorano sono donne. Sentiamo Alberto Bragaglia. Arsenal è un consorzio di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della regione Veneto, è un consorzio volontario, questo significa che le aziende si sono consorziate di loro spontanea volontà. La regione non fa parte di questo consorzio, ma ovviamente lavoriamo in stretta collaborazione con le politiche regionali. Nato poco più di 10 anni fa, il consorzio Arsenal sta facendo scuola anche fuori dal Veneto. Lo scopo principale è quello di uniformare e rendere omogenei, quindi effettivamente utilizzabili da tutti, gli archivi digitali delle diverse aziende sanitarie del Veneto. Attualmente il Consorzio Arsenale è occupato nella realizzazione del progetto fascicolo sanitario elettronico regionale per la regione del Veneto e la priorità in questo momento è raggiungere l'obiettivo di dematerializzazione della ricetta rossa a livello regionale. Ma è un consorzio del tutto originale anche nella sua composizione. Delle 45 persone che ci lavorano, l'80% sono donne. Alta specializzazione tra ingegneri biomedici, statistici, economisti, ma anche psicologhe e laureate in filosofia. E non è sempre facile il rapporto con le varie strutture con cui si entra in contatto. Il fatto di essere donna e giovane forse non facilita molto il nostro lavoro. La professionalità che ci contraddistingue è l'arma per entrare anche in questo tipo di ambienti. Qual è stata una delle caratteristiche vincenti? L'essere soprattutto donne, l'essere soprattutto giovani, l'essere soprattutto molto motivati in un progetto estremamente innovativo? Beh, senz'altro direi l'essere molto flessibili e molto aperti a ascoltare tutti, parlare con tutti, capire le ragioni di tutti per poi riuscire a creare un quadro il più completo possibile.